casa. Quindi ci portammo all'ONU sia questo coro di 200 ragazzi più o meno cantanti, e un altro coro invece di 50-60 professionisti solidi, robusti. Spiegai a Ennio e dissi, per cui Ennio, personalmente io ti suggerirei di, almeno qui all'ONU, di prendere, poi magari siccome il programma è più accessibile, a Radio City prendiamo anche quell'altro, ma qui usa solo il coro professionista, non usare questo. Non fa niente che loro si dispiacciono un po', è la situazione qui, bene, insomma, no, lo voglio provare, mi dispiace, no? Vabbè, facciamo questo. Alla prima nota della prova in cui cantarono questi qui, lui bloccò le prove nella sala, sai che grande la sala vuota dell'ONU, si girò verso di me, aveva gli occhi rossi uguali a quelli di Satana proprio, tale e quali. Non posso ripetere, naturalmente. Bel cavoletto di coro che mi hai dato, urlò. E dentro, se tu vai oggi nella sala dell'ONU, c'è ancora la tua voce che gira, una voce proprio tuonò, mi avrebbe ucciso. Poi non se la sentì di non ammetterli al concerto, e con qualche accorgimento, naturalmente, mettendo in prevalenza questo coro di professionisti, comunque diede la possibilità ai ragazzi di cantare quella sera all'ONU. Dopo lui mi disse nel camerino, prima di cominciare il concerto, disse: Gigi, scusa, io perché lo faceva più spesso questo, e spesso poi chiedeva scusa, e si scusò con me. Gigi, scusami, mi sono fatto un po' prendere. No, io dissi, stupidamente dissi, no, non ti preoccupare, d'altronde avevi ragione. Certo che avevo ragione, arrivo di giù.